Il primo giorno si è accesa per 2 volte la schermata rossa certificazione non valida, però abbiamo invitato queste persone ad andare al lab vaccinale o in una farmacia per verificare se qualcosa non andava nel loro Green Pass. Sono tornate all'incirca dopo un'ora e mezza, separatamente, però entrambe si è accesa la spunta verde e a quel punto le abbiamo ammesse nell'istituto, ma tutto nella massima civiltà. Bilancio nel complesso positivo per questi primi giorni di obbligo di Green Pass a scuola per docenti e personale ATA, nonostante le preoccupazioni della vigilia di eventuali contrapposizioni tra opinioni personali divergenti o possibili difficoltà nel controllo della certificazione. Più semplice controllare sicuramente il Green Pass esibito sul telefonino rispetto al cartaceo. Spesso il QR del cartaceo si fa fatica a leggerlo. Questo comporta un'operazione che allunga i tempi e quando le persone che stanno entrando sono parecchie si forma una coda e magari questo è poco piacevole. Durante la conferenza dei servizi convocata per la prima volta per tutti i dirigenti scolastici d'Italia, il ministro Bianchi ha assicurato che per l'inizio dell'anno scolastico, in Veneto il 13 settembre, sarà attiva negli istituti la piattaforma ministeriale che metterà in comunicazione il sistema informatico del MIUR, nel quale è registrato tutto il personale dipendente del Ministero dell'Istruzione e quello del Dicastero della Salute, con i dati aggiornati sui Green Pass da vaccino e sui certificati temporanei da tampone. Il dirigente la mattina, se ho capito bene, vede una schermata di semafori rossi e verdi. In presenza di semafori rossi, ovvero Green Pass non validi, si dovrà procedere manualmente con il controllo attraverso l'app Verifica C19. Se la conferma è di certificazione non valida, invitare la persona a mettersi in regola, sospendere la persona, decorrono i 5 giorni per mettersi in regola, dopo il quale viene sospeso anche dallo stipendio. Per snellire le procedure ed evitare assembramenti, il PLANC anche quest'anno ha deciso di scaglionare gli ingressi degli studenti, con un gruppo che entrerà alle 8:15 e un altro alle 9:15, con entrate diverse per il corpo docente e i ragazzi.